Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. È il momento di conoscere adesso il difensore che vince la categoria eccellenza e chiamo qui sul palco 3 giocatori: Omar Diop del Biancavilla Calcio, Salvatore Maltese del Licata Calcio ed infine Francesco Vindigni del Marina di Ragusa. Che difesa, ciao Omar, che difesa, Salvatore, il capitano del Licata, e poi abbiamo Francesco Vindigni, altro nome importante del calcio adesso dilettantistico, insomma, però ha fatto il professionista della Marina di Ragusa. Attenzione perché per questa premiazione io ho il piacere di invitare a questo punto il presidente dell'AIAC di Enna, Luigi Di Dio, che invito qui sul palco. Buonasera Luigi, il mio braccio destro in questo evento dei Penalty Awards qui ad Enna. Una persona super disponibile, come del resto tutta l'intera amministrazione, ma in modo particolare Luigi, che mi chiamava a qualsiasi orario della giornata per aggiornarmi e come al solito è stato utilissimo. Adesso ti consegniamo la scheda, o meglio la busta, dove insomma sta scritto il nome di colui che vince la categoria quale miglior difensore nel campionato di eccellenza. Tocca a te ad aprirla e ci dai il nome. Migliore difensore 2018-2019 Francesco Vindigni. Marina di Ragusa. Consegniamo a Francesco la targa quale miglior difensore del campionato di eccellenza. Mi metto qui in mezzo. Grazie Luigi, perché una battuta giustamente con Francesco la dobbiamo fare subito. Marina di Ragusa, lo ha detto poc'anzi il direttore, che non era partito con i pronostici a suo favore, ma non perché eravate più scarsi, ma perché nessuno poteva mai pensare che il miracolo continuasse dopo, insomma, la promozione dello scorso precedente anno. Pertanto poi vi siete giocati tutto in un campionato pazzesco, con quella bella vittoria anche quasi nel big match contro il Palazzolo. Che effetto fa? Insomma, tu che hai assaporato anche i calci del professionismo, adesso vivere questo calcio che è un po' diverso, ma con la stessa intensità. Guarda, vincere è sempre bello in qualsiasi categoria. Vincere a Marina è stata secondo me una delle più belle vittorie perché inaspettata. Una squadra che era, diciamo, neopromossa, è partito con non i favori dei pronostici, però i pronostici non, diciamo, se li porta via il vento. Il campo parla e noi abbiamo gridato, diciamo. E ce l'avete fatta. Complimenti, complimenti a Francesco Vindigni. Salvatore Maltese, tra l'altro autore del gol e della corsa matta verso il pubblico nello scontro finale contro il Città di Sant'Agata. L'anno scorso, se non sbaglio, avevi vinto i Penalty Awards, quest'anno una nomination a dimostrazione che il tuo trend è sempre altissimo, con grande soddisfazione, capitano di una bellissima squadra qual è stata il Licata questa stagione. Sì, andare in nomination anche quest'anno è sempre un piacere, infatti ringrazio tutti e ringrazio anche te per l'invito. Sì, diciamo è stata un'annata spettacolare, penso che i numeri parlano chiaro. Abbiamo trovato il Canicattì che comunque ci ha dato filo da torcere fino alle ultime giornate, però penso che noi alla fine avevamo qualcosa in più e abbiamo vinto il campionato. Meritatamente, con grande rispetto anche chiaramente degli avversari. Biancavilla, Omar Diop, certamente quando ti deve marcare un giocatore così alto, così robusto nel campionato dilettanti un po' il panico ti viene, però a prescindere insomma dalla tua statura rimane la soddisfazione di un Biancavilla ancora in corsa e di un Biancavilla che secondo me fa bene a sognare. Sì, no, sappiamo che quest'anno abbiamo fatto difficoltà con Marina di Ragusa. Complimenti a loro che hanno vinto il campionato meritatamente. Grazie, grazie ragazzi. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.